siamo entrati ho perso Eleonora perché dove ci sono le cose buone sarà seduta in qualche angolino a mangiare, ma mi ha lasciato con Angelo, siamo nella trattoria da Giannino, 3 piatti della tradizione siciliana, giusto Angelo? Perfetto, il primo piatto che abbiamo presentato sono le sarde a beccafico, sono cotte al forno con la mollica profumata all'arancia, pinoli, l'uvetta e del pomodorino ciliegino, cotto al forno, piatto semplicissimo della nostra cucina siciliana. A seguire invece abbiamo i troccoli o tonnarelli, che è una pasta fresca che facciamo noi, con una vellutata di zucca, dadolata di gallinella, che è il pescato del giorno, olive taggiasche, pomodorino ciliegino e una salsa di basilico. Mentre a seguire, come secondi piatti, abbiamo il trancio di ombrina scottata in padella con una vellutata di patate, della cicoria ripassata, delle cozze croccanti e un filo d'olio d'oliva. Angelo, questi sono alcuni dei piatti che proponete in questa trattoria. Chiaramente su questi cibi va abbinato un buon vino, naturalmente siciliano. Cosa si può abbinare? Allora, noi solitamente puntiamo più per le cantine nostre siciliane, ovviamente. Vini molto profumati o dal grillo al cataratto oppure qualcosa di Etna bianco, dell'Etna. Avete partecipato a questo contest di Bella Sicilia e hanno preso parte tanti ristoranti di vari angoli della Sicilia. Com'è stata questa esperienza per voi? Cosa pensate di queste iniziative? È stata una bella iniziativa, una buona pubblicità e sicuramente la pubblicità è una cosa positiva per noi e ne abbiamo sempre bisogno e fin quando ci sono queste occasioni ben vengano. Qual è il piatto più richiesto dai turisti? Allora, sicuramente più i turisti che vengono qui in Sicilia vogliono qualcosa di nostro, tipico, siciliano, dalla pasta con le sarde, sempre dalle sarde a beccafico, dalla frittura di paranza, quello che si pesca il giorno, loro vogliono essere consigliati e noi proponiamo quello che c'è di fresco, glielo diciamo giornalmente. Angelo, io ti ringrazio tutta la cucina e il cuoco per aver preparato queste delizie, spettacolo per il palato, i nostri telespettatori non possono sentire, ma soprattutto spettacolo per gli occhi e agli occhi gli regaliamo delle immagini bellissime. Io ti lascio, invito tutti i nostri telespettatori, tutti i nostri follower che ci seguono da tutto il mondo a venire qui a Santo Stefano di Camastra e a gustare la cucina buona siciliana. Non ci resta che alzare la manina e salutare tutti, ciao!